Questo cartello di minacce, scritto a mano e indirizzato alla deputata polesana del Partito Democratico Nadia Romeo, era apparso nella tarda serata di giovedì 2 aprile all'ingresso della sede della CGIL di Rovigo. Dopo 48 ore di indagini, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati un 55enne nato a Monselice, nei confronti del quale la procuratrice Manuela Fasolato ha firmato un decreto di perquisizione e sequestro eseguito dalla Digos. L'uomo deve rispondere di minaccia aggravata e violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, aggravati dall'aver agito con finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. A rendere possibile l'identificazione e l'esame delle telecamere di videosorveglianza avviato subito dopo il fatto dalla polizia. Al momento l'indagato non risulta appartenere al movimento Casa Pound, sono tuttavia in corso ulteriori accertamenti. Nadia Romeo, a cui erano arrivati attestati di solidarietà bipartisan, è uno dei 32 deputati di opposizione sospesi dopo che lo scorso 30 gennaio avevano occupato la sala stampa della Camera per impedire lo svolgimento di una conferenza stampa sulla remigrazione che tra i relatori prevedeva anche il portavoce di Casa Pound.